Oggi è una bella giornata per tanti ragazzi, non è sicuramente una giornata fantastica per tutti gli studenti impegnati in questa seconda prova dell'esame di maturità 2019. Siamo davanti all'Istituto Cerletti di Conegliano Veneto, una scuola famosissima, una tra le prime scuole enologiche d'Europa e la prima scuola enologica d'Italia. Venite con noi a scoprire quelli che sono gli argomenti che i ragazzi del Cerletti dovranno affrontare oggi in questa prova davvero impegnativa. Ragazzi, com'è andata questa seconda prova dell'esame di maturità al Cerletti di Conegliano? Spero bene. Per voi invece? Bene, dai. Tutto bene, tutto bene. Adesso vi aspetta la seconda parte della seconda prova o avete già fatto tutto? No, ci manca la seconda parte. Guarda, la prima parte, cioè le prime e seconda prova, è strutturata anche abbastanza bene, anche perché sono esattamente agli anni precedenti, no? Poi hanno tolto la terza prova e quello magari va a nostro favore, dato che comunque evitiamo di avere così tante materie insieme e quindi di giocarcela un po' male, no? E vi spaventava più la prima parte o questa seconda parte più tecnica? La prima parte è più, cioè era più tecnica, insomma. E a te com'è andata invece? Insomma, dai, abbastanza bene, dai. Ci può stare, adesso c'è la seconda prova e in qualche modo facciamo. Quali erano i contenuti di questa seconda prova dell'esame di maturità 2019? Siamo partiti con la descrizione di un'azienda nella base di un articolo che ci hanno dato i professori. Avevamo molti strumenti da utilizzare, anche durante la prova potevamo consultare il manuale del forestale. Era un rimboschimento di un'area degradata da frana e le opere di ingegneria naturalistica che si potevano effettuare. No, secondo me ci siamo preparati adeguatamente, anche se ovviamente era un po' tosta, però era più o meno come abbiamo fatto le simulazioni in classe, diciamo. È andata bene, è andata male? Sì, mi sento di dire che è andata bene, abbastanza bene, grazie che ci siamo preparati in classe nel periodo scolastico. Sì, è stata un po' difficile, secondo me c'era poco tempo, ma è andata bene, dai. E come vi siete preparati in queste serate? Avete studiato fino alle 3 di notte? Mai studiato. Con il signor Roberto siamo qui davanti a questo convitto dell'Istituto Cerletti. Come hanno affrontato questa notte i ragazzi, l'ultima serata prima dello studio, insomma, relativo? Ieri hanno mangiato qui a pranzo a orari alternati perché avevano le varie prove e l'altra sera sono andati a prendere delle pizze e ieri sera invece hanno mangiato quello qua in convito. Hanno dormito qua, hanno fatto un po' di casino nonostante noi che avevamo fatto le pulizie, hanno scherzato nelle docce, tirato un po' di gavettoni, sono un po' allegri. E in modo stanno affrontando bene l'esame perché sono tutti tranquilli e penso di farcela tutti quanti. Quindi non li ha visti particolarmente agitati? No, molto tranquilli, anzi magari scappata qualche biretta, ma sono grandi, sono maggiorenni diciamo, e sono molto bravi perché sono lì in sede e oggi terminano queste lezioni. Stasera festeggi per la fine degli iscritti oppure studi? È inutile cantare vittoria prima del tempo, adesso ci serve l'orale e dopo si vedrà. Non è ancora finita, c'è ancora da galoppare, da studiare, non è finito ancora.